Io non posso dire sono favorevole, posso dire che non esiste il piano commerciale a Portogruaro, perciò il piano commerciale deve essere attuato, è l'unico comune che non ce l'ha, perciò non sono né favorevole né contrario. Deve essere fatto un piano commerciale. Dice solo una volta fatto quello si può... Dopo discutere, perché un piano commerciale è una cosa scritta su un foglio, se non lo scriviamo non c'è. Ma qua, adesso io le chiedo perché magari lei ne sa male più di me, questo piano commerciale chi dovrebbe fare? Cioè, a parte cos'è, un assessore al commercio? Assessore al commercio. Dopo la Deve esserci un plateatico disegnato e viene portato alla provincia di Venezia, a Venezia. Il comune di Portogruaro non l'ha mai fatto. Ah, ho capito, non sapevo neanche. Questo è un mercato abusivo. Noi siamo arrivati qua, ognuno si è messo qua, là. Dopo Ma per esempio lei quando viene qua, lei sa che questo è il posto suo? Io so che è mio, è una cosa consolidata negli anni, io sono 30 anni che sono qua. Sì. Però... Ma consolidata nel senso rispetto agli altri commercianti o col comune di Portogruaro? Il comune sa che sono qua, io pago il plateatico e tutto, capisci? Sì. Però la legge regionale che prevede che i comuni, per occupare, per creare posti di lavoro comune, ci sono dei paesini piccolissimi che fanno la loro piantina con 10-15 posti segnati per terra e li mandano alla regione. La regione sa che là ci sono 15 posti, pubblica l'elenco dei posti liberi, dei posti occupati, dei posti disponibili. Fa una specie di bando, insomma. Esatto, no, un bando, che poi ci sono le graduatorie, uno può andare, non andare, scegliere liberamente. Capito? Portogruaro non ce l'ha. Ah, ho capito. Perciò se uno volesse venire qua a Portogruaro non può leggere nel BUR, nel bollettino ufficiale, non può leggere se ci sono posti, se sono disponibili, se deve fare una domanda, perché non ha il piano. Ho capito. Perciò non è una questione di essere favorevoli o contrari. Prima di fare questa domanda bisogna che il comune si regolarizzi, capisci? Ho capito, no, perché siccome io leggevo questa Sì, ma queste sono notizie che qua girano da 20 anni a Portogruaro. Sì, ma siccome è venuto fuori questa settimana... Questa domanda a uno può rispondersi per interessi personali, se è un bel posto, un brutto posto, può risponderti. Io sono favorevole o contrario, ma questo favorevole e contrario è interesse personale, capisci? Allora io se sono qua posso dirti a me va bene sta qua, quello che è in fondo là gli dice no, però questa non è una domanda giusta. Tu dovresti dire, ma sto comune di Portogruaro quando è che presenta il piano commerciale Ogni volta andiamo a votare e il nuovo assessore parte pieno di buona volontà e poi si arena come è successo l'ultima volta. Io ne ho già viste 3-4 riunioni con 3-4 assessori nuovi e il problema è un altro. Ho capito. Cos'è un mercato nuovo e cos'è un mercato ristrutturato? Mercato nuovo si intende in una zona nuova. Mercato ristrutturato esatto, dove ce n'era già uno in precedenza che viene tira via la piazza come hai fatto la domanda. Ma questo è un mercato nuovo, un mercato ristrutturato tirar via la piazza? E qua si è arenato tutto il discorso, perché se sposti la piazza devi fare una graduatoria per quelli che ci sono qui. Se è un mercato nuovo devi fare una graduatoria per tutti. E su questo dibattito per interessi personali non si va mai avanti. Ho capito. Va bene, grazie. Ok. Perché per fare un mercato nuovo vuol dire area nuova. Non puoi spostare solo 10 banchi e fare un mercato nuovo. Perché penalizzi solo quelli. Esatto, sì, rispetto a quegli altri che il posto ce l'hanno già. Allora, se qua qualcuno dice se spostano pochi banchi e il mercato lo chiama mercato nuovo, ricorso al tribunale. Perché? Perché la domanda è sbagliata. Tu non puoi dire che una cosa è nuova e sposti 20 persone. Devi fare un mercato nuovo in una zona nuova e allora io ti dico che è nuovo. E qua si è interrotto già da 20 anni che va avanti con questa domanda. Lei da dov'è, mi scusi? Io sono da Pramaggiore. Ah, quindi è qua vicino. Pramaggiore invece là c'è il piano che diceva lei. È nuovo, 10 anni fa ha fatto un mercato, ha presentato il piano e c'è 15-12 bancarelle. Quindi sarebbe solo quello di Portogruaro che non ha il piano? O ce ne sono anche altri che lei sappia? No, c'è solo questo che conosco io. E va avanti da 20 anni questa storia, mi diceva. Il comune deve fare anche le attrezzature perché se c'è il bago del pesce deve mettere la corrente. Sì, beh, gli allacciamenti e tutto. C'è anche degli impegni con queste cose. No, non dico che il comune non sia disponibile. Il comune è anche disponibile, però... Ogni volta ci si arena sempre. Si è sempre arenati con questo problema qua.